Gloria e croce in Gesù vanno insieme e non si possono separare. Esortazione di Papa Francesco nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, benedetti i palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. La riforma della sanità regionale al centro di un incontro che si è svolto a Chiavari, confermata l'integrazione dei 3 poli ospedalieri dell'ASL 4, nessuna previsione certa sui tempi di attuazione. Volge al termine il pellegrinaggio diocesano a Cipro, tanti incontri e momenti di confronto nella terra dei primi viaggi di San Paolo, un'esperienza intensa di spiritualità. Celebrato San Pietro nel rione Scogli a Chiavari, il ricordo dei caduti in mare e la tradizione marinara del quartiere rievocati nelle 3 giornate di festa, promessa una sede per l'associazione Pro Scogli. Imparare a vivere il mare, è questo il motto dei corsi di vela organizzati dallo Yacht Club di Chiavari, che insegna ai ragazzi i primi rudimenti velistici e il rispetto del mare. Pallanuoto, la squadra degli Under 20 del Lavagna 90 accede alle finali del campionato nazionale. Nella piscina del Parco Tigullio i ragazzi conquistano il biglietto per Roma. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Oggi è la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. In piazza San Pietro Papa Francesco ha benedetto i palli presi dalla confessione dell'Apostolo Pietro e destinati agli arcivescovi metropoliti nominati nel corso dell'anno. Partecipare all'unzione di Cristo è partecipare alla sua gloria, che è la croce, ha spiegato il Papa nell'omelia della celebrazione eucaristica. Sentiamo. Gloria e croce in Gesù vanno insieme e non si possono separare. Lo ha ribadito Francesco durante la messa presieduta in piazza San Pietro in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo, durante la quale ha benedetto i palli consegnati poi ai 30 nuovi arcivescovi metropoliti. Nell'omelia il pontefice ha indicato un grande rischio. Se si separa la gloria dalla croce restano solo trionfalismi, vuoti di amore, vuoti di servizio, vuoti di compassione, vuoti di popolo. Contemplare e seguire Cristo esige di lasciare che il cuore si apra al Padre e a tutti coloro con i quali Egli stesso ha voluto identificarsi. E questo nella certezza di sapere che non abbandona il suo popolo. Alla celebrazione eucaristica hanno preso parte anche i 14 cardinali creati nel concistoro di ieri. Come Pietro, ha spiegato Francesco nella sua riflessione, anche noi possiamo confessare con le nostre labbra e il nostro cuore non solo quello che abbiamo udito, ma anche l'esperienza concreta della nostra vita. Siamo stati risuscitati, curati, rinnovati, colmati di speranza dall'unzione del Santo. Contemplare però la vita di Pietro e la sua confessione, ha proseguito e ha messo in guardia il pontefice, significa anche imparare a conoscere le tentazioni che accompagneranno la vita del discepolo. Non di rado sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudenza e distanza dalle piaghe del Signore. Gesù, ha ribadito Francesco, tocca la miseria umana. Alla maniera di Pietro, come Chiesa, saremo sempre tentati da quei sussurri del maligno che saranno pietra d'inciampo per la missione. E dico sussurri perché il demonio seduce sempre di nascosto, facendo sì che non si riconosca la sua intenzione. E nella giornata in cui Roma ha festeggiato i patroni della città, i Santi Pietro e Paolo, Francesco all'Angelus ha ricordato il ruolo del primo Papa nella formazione dell'identità cristiana. Il servizio del Centro Televisivo Vaticano. Nel giorno in cui la Chiesa festeggia i santi patroni di Roma, Pietro e Paolo, il Papa si sofferma sulle 2 domande che Gesù pone ai discepoli riguardo la sua identità. La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo, e voi, chi dite che io sia? Con queste 2 domande Gesù sembra dire che una cosa è seguire l'opinione corrente e un'altra è incontrare Lui e aprirsi al suo mistero. Lì si scopre la verità. L'opinione comune contiene una risposta vera ma parziale. Pietro e con lui la Chiesa di ieri, di oggi e di sempre risponde per grazia di Dio la verità. Tu sei il Cristo,
il Figlio di Dio vivente. Con l'offerta dei fiori a Maria, domani iniziano i festeggiamenti in onore di Nostra Signora dell'Orto. A Chiavari i bimbi consegneranno i fiori nelle mani del Vescovo in cattedrale alle 11 al termine della Santa Messa, che dalle 10:30 sarà possibile seguire in diretta su Telepace 1 al canale 15. La cronaca adesso: una donna di 70 anni residente a Chiavari è deceduta questo pomeriggio mentre stava facendo il bagno al largo di uno stabilimento balneare di Cavi di Lavagna. Notizia che troviamo anche sul nostro sito teleradiopace.com. Ad accorgersi del corpo della donna, che galleggiava a circa 200 metri dalla spiaggia a faccia in giù, un canoista che ha subito fatto scattare la macchina dei soccorsi. Riportata a riva dai bagnanti, i medici del 118, nel frattempo arrivati sul posto, hanno provato le manovre di rianimazione, ma per la donna non c'è stato più nulla da fare. Grazie agli effetti personali recuperati in spiaggia si è potuto risalire alla sua identità. Sul posto hanno operato anche i volontari della Croce Verde di Lavagna, i carabinieri e gli uomini della Capitaneria di Porto, che stanno portando avanti le indagini. Sul corpo dell'anziana, che era in costume, il medico legale non ha registrato segni di contusioni, escluso dunque al momento il coinvolgimento di altri soggetti. Il decesso sembra quasi certamente provocato da un malore. Sarà comunque l'autopsia disposta dal medico legale a stabilire le cause esatte della morte. E intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, intorno alle 11:30 circa. Gli uomini del distaccamento di Chiavari sono intervenuti a Favale di Malvaro a causa di un frontale tra due macchine sulla provinciale 23 all'altezza del Forno Galletti. Lo scontro ha provocato anche la chiusura della viabilità per i mezzi coinvolti nello scontro che avevano occupato la carreggiata. La viabilità è stata ripristinata intorno alle 13:30. L'impatto, sulle cui case sono in corso accertamenti, fortunatamente non ha causato feriti, 3 le persone coinvolte nel sinistro. E sono stati individuati gli autori della rapina ai danni di un laboratorio orafo messo a segno il 27 aprile del 2017 a Chiavari. Si tratta di un italiano pregiudicato di 38 anni e di uno straniero di 30 anni attualmente in carcere per altri reati, uno a Genova e l'altro a Torino, ai quali è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare. Gli uomini del commissariato di polizia di Chiavari sono arrivati a loro grazie ad una serrata attività di indagine. I due, travisati e armati di coltello, avevano rapinato un laboratorio orafo operativo nel quartiere di Rupinaro, minacciando il titolare ed alcuni clienti e impossessandosi di monili in oro e oggetti preziosi per un valore di circa 10.000 euro. I malviventi erano poi fuggiti a bordo di uno scooter rubato poco prima. Fondamentali per la risoluzione dell'attività di indagine sono stati gli accertamenti tecnici di tipo biologico-molecolare compiuti dai laboratori della Scientifica, che hanno mappato i campioni di DNA rinvenuti dai poliziotti di Chiavari tra Carasco e Levi, dove i malviventi si erano disfatti del motociclo utilizzato per la fuga e di alcuni capi di abbigliamento. Risolutivo è stata anche l'analisi dei sistemi di videosorveglianza dei comuni di Chiavari e di quelli vicini, che hanno immortalato i due mentre erano in fuga. I temi della sanità adesso. La riforma del sistema sociosanitario regionale, con l'attenzione concentrata sul Tigullio, è stata al centro dell'incontro che si è svolto a Chiavari all'Auditorium San Francesco. Erano presenti l'assessore regionale e la direttrice dell'ASL 4, che hanno provato a fare il punto della sua applicazione. Restano ancora incerti i tempi di attuazione, mentre sono state annunciate alcune novità e sperimentazioni che stanno per partire. Facciamo il punto. Come sta la sanità nel comprensorio del Tigullio e a che punto è il percorso di attuazione del piano sociosanitario regionale? A queste e altre domande hanno provato a rispondere l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale e la direttrice dell'ASL 4 Bruna Rebagliati nel corso di un incontro che si è svolto all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Tema centrale della serata, la riforma regionale, che tra le varie cose riassegna e ridistribuisce i compiti delle 3 strutture ospedaliere del Levante, Rapallo, Lavagna e Sesti Levante. In attesa che quello contenuto nei documenti scritti diventi realtà, necessario a questo proposito l'approvazione in regione dei piani operativi di ciascuna azienda, passaggio formale previsto per i prossimi giorni. Dalla direzione generale è stato confermato lo schema progettuale per una completa integrazione dei 3 poli sanitari del Tigullio. In particolare avremo il nostro ospedale di Lavagna, che è il nostro ospedale dedicato all'emergenza-urgenza, sede di idea di primo livello, all'interno del quale devono essere collocate tutte le strutture che sono indispensabili per dare una risposta concreta e corretta all'emergenza. Abbiamo lo
l'ospedale di Rapallo, che è il nostro più bello ospedale, l'ospedale più nuovo, ha delle tecnologie incredibili all'interno del blocco operatorio con la centrale unica di sterilizzazione aziendale che deve essere valorizzato, e poi abbiamo l'ospedale di Sestri Levante, che è il nostro ospedale per acuti, perché manterrà all'interno una medicina, tutta l'area oncologica, ma che dovrà vedere il suo orientamento fondamentale nella riabilitazione a tutti i livelli, ma anche un'unità degenza infermieristica e un progetto che stiamo facendo con i medici di medicina generale per una gestione di posti letto diretti dagli stessi. Tra le sperimentazioni annunciate nel corso della serata anche quella degli infermieri di comunità, personale sanitario a stretto contatto con il malato nell'ambito del proprio domicilio, il cui primo territorio di attuazione sarà la Val d'Aveto. Tornando sulla costa è stato confermato l'ampliamento dei posti letto dell'Hospice Chiavarese, l'apertura a breve a Lavagna della Palazzina che ospiterà il centro di salute mentale, operazione questa che darà il via all'ampliamento del pronto soccorso. Nel corso della serata sono stati diversi gli interventi del pubblico presente, che ha messo al centro della discussione il tema delle case della salute, per le quali ad oggi le risorse per implementarle non ci sono, ha confermato l'assessore, e dei tempi di attuazione di una riforma ad oggi solo sulla carta. Benvengano le osservazioni, le critiche costruttive, perché l'obiettivo di tutti è migliorare il sistema. Il sistema sanitario è complicato da muovere, le leggi, il rispetto delle regole, il rispetto dei conti, il blocco delle assunzioni del personale, ecco, sono tutti un po' paletti nel dare quelle risposte che i cittadini chiedono. Primo bilancio sull'applicazione della legge riguardante la tutela dei minori stranieri arrivati in Italia senza riferimenti familiari. Grazie al bando emanato dal Garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono stati formati 68 volontari su un totale di 142 persone che avevano presentato domanda. Questa mattina, a distanza di un anno dal bando, si è fatto un primo resoconto del lavoro del Garante Francesco Lalla. I dati sono sicuramente positivi, tuttavia a causa degli attuali problemi organizzativi non è stato ancora attribuito un formale incarico ai tutori. Secondo i dati del Ministero del Lavoro, in Liguria ci sono circa 230 minori stranieri, di cui circa il 70% si trova a Genova. 170.000 euro in arrivo invece per il ripristino dei sentieri dei parchi dell'Alta Via dei Monti Liguri, colpiti quest'inverno, in particolare tra il 10 e l'11 di dicembre, da un'intensa ondata di gelo. Lo ha deciso la Giunta regionale. Le zone più colpite dalla Galaverna erano risultate le province di Genova e Savona sul percorso dell'Alta Via dei Monti Liguri, nei territori dei parchi del Beigua, dell'Antola e dell'Aveto, dove molti tratti sono diventati impraticabili. Con le risorse a disposizione saranno così ripristinate le tratte sentieristiche danneggiate. Dei 170.000 euro, 48.000 saranno destinati al Parco dell'Aveto, cifra uguale al Parco di Portofino. La politica amministrativa a Rapallo sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione del nuovo percorso pedonale di collegamento tra la località Poggiolino e il cimitero urbano di San Pietro di Novella per la ristrutturazione edilizia e il restauro conservativo dell'immobile situato nella frazione di San Pietro di Novella, che un tempo era la casa del custode del cimitero urbano. Il progetto esecutivo è già stato approvato dalla Giunta regionale, l'importo complessivo degli interventi di circa 626.000 euro. I lavori prenderanno indicativamente il via entro le prossime 3 settimane. I nuovi marciapiedi inizieranno all'altezza dell'ospedale di Nostra Signora di Montallegro e proseguiranno in direzione Monte. Per quanto riguarda invece l'ex casa del custode del cimitero, l'immobile verrà riqualificato. All'interno si ricaveranno 3 unità abitative che verranno inserite nel patrimonio immobiliare gestito dal Comune e assegnati tramite appositi bandi nei prossimi anni. E cresce il numero dei comuni del comprensorio che chiede ufficialmente che venga portato avanti il progetto del tunnel della Fontana Buona. Rispondendo all'appello del sindaco di Moconesi, le amministrazioni comunali non solo della Val Fontana Buona stanno votando in questi giorni nei propri consigli comunali all'unanimità un ordine del giorno nel quale si chiede alle istituzioni regionali e nazionali di realizzare il collegamento tra l'entroterra e la costa. Sentiamo il sindaco. Sta ritornando d'attualità il tema del tunnel della Fontana Buona, ancora una volta si spera che seguano atti concreti. Ci hanno pensato però intanto le amministrazioni a rendere nero su bianco comunque un desiderio espresso dalla popolazione. Sì, allora che cosa abbiamo fatto di nuovo? C'è di nuovo che un ordine del giorno in cui sostanzialmente c'è scritto chiediamo a Città Metropolitana per quello che può, ma soprattutto a Regione e a Governo,
che venga realizzato il tunnel Fontanabuona Costa. Ma la novità qual è? Che non l'hanno chiesto solamente i 12 comuni della Fontanabuona più Rapallo, ma lo stanno chiedendo a viva voce da Santo Stefano d'Aveto a Rezzoaglio, a Borzonasca, a Mezzanego, tutta la Fontanabuona, Zoagli, Chiavari, Rapallo, Santa Margherita. Portofino lo ha già passato addirittura in consiglio comunale, più i comuni del Golfo Paradiso, Ergo, Recco, Avegno e Uscio, e in più ho chiesto anche l'aiuto, ricevendolo, di Sesti Levante, Casarza, Castiglione Chiavarese e Ne. Quindi un Tiguglio compatto, perché il tunnel di collegamento Fontanabuona Costa non è una risorsa solamente della Fontanabuona e o di Rapallo, ma è una risorsa dell'intero Tiguglio, perché viene messo in collegamento un patrimonio fantastico quale quello della Riviera Ligure con le montagne di Santo Stefano d'Aveto, dove si può sciare, dove altro si può trovare una cosa di questo genere. Dopo tutti questi anni il territorio ci crede ancora. Ma il territorio ci deve credere, voglio dire, i tempi vanno avanti grazie alle vie di comunicazione, alla possibilità di comunicare. Vediamo cosa vuol dire avere internet oggi, quando noi avevamo l'enciclopedia della Liguria, del Piemonte, delle regioni italiane. Comunicare anche velocemente, essere messi in collegamento quindi con la A12, perché questo è l'obiettivo di un tunnel, vuol dire spostarsi dalla vallata, arrivare giù da Santo Stefano, da Rezzoaglio e comunque dalla Val Fontanabuona, immettersi su un'arteria che ti permette in 20 minuti andare da Gattorna a Chiavari o a Genova, mentre adesso ce ne vuole un'ora e passa. Questo vuol dire. Restiamo in tema di trasporti, torna in servizio e raddoppia a Santa Margherita Ligure la Corrierina del Mare, navetta gratuita per le spiagge cittadine curata dal Comune in collaborazione con l'Associazione Balneari e il Gruppo Albergatori. Dal 1° luglio, tutti i giorni, fino al 31 agosto, 2 mezzi effettueranno un servizio circolare dalle zone periferiche alle spiagge di Santa Margherita Ligure fino a Punta Pedale. Quest'anno sarà aumentata la cadenza delle corse, che saranno ogni 15 minuti dalle 9:30 alle 13 e dalle 17 alle 19 e ogni 30 minuti nella fascia oraria 13-17. Voltiamo pagina, si conclude domani il pellegrinaggio diocesano a Cipro. Il gruppo, guidato da Don Fabio Mazzino, ha visitato diversi luoghi, testimonianza della Chiesa degli inizi, descritta dagli Atti degli Apostoli. Al tempo stesso i pellegrini sono stati proiettati nella realtà attuale di una Chiesa in evoluzione. Momenti intensi nella cordialità di un popolo accogliente ma ferito. Sentiamo. 8 giorni sull'isola di Cipro, alle sorgenti della Chiesa primordiale, con lo sguardo aperto all'attualità e al futuro. I pellegrini della diocesi di Chiavari stanno concludendo il loro percorso sulla terza isola per estensione del Mediterraneo, mossi da un forte desiderio. Ci siamo mossi con il desiderio di crescere, di maturare nel nostro percorso interiore e di incontrare la Chiesa degli inizi, la Chiesa descritta dagli Atti degli Apostoli e soprattutto dei primi viaggi di San Paolo, accompagnato dal padre spirituale San Barnaba, ed è anche la terra di Lazzaro, l'amico di Gesù, il primo che abbiamo incontrato il primo giorno. A Larnaca esistono ancora i resti della presunta tomba di San Lazzaro. I pellegrini hanno avuto l'occasione di incontrare padre Giorgio, vicario di Monsignor Pizzaballa, custode di Terrasanta, e Mrs. Thompson della Chiesa Anglicana, in un mix tra passato e futuro. L'accoglienza sull'isola è stata cordiale ed affettuosa, pur nelle sofferenze di un popolo che porta diverse ferite. È una terra bellissima, è la terza isola del Mediterraneo per dimensioni. Ad accoglierci fin da subito c'è stato un vento caldo e anche l'incontro, direi, con dei volti duri, che vedi che sono scavati dal sole, dal mare e anche da una certa sofferenza. La sofferenza di vedere i propri ideali di unità infrangersi, poi piano piano diventare illusione, smarrimento. È una terra sicuramente ferita. E stiamo cercando di metterci in ascolto. Anche Cipro è territorio di interessi internazionali, ma con un forte desiderio di unità e di apertura ecumenica. Volevo chiudere così con la bellezza di aver celebrato sulla tomba di San Barnaba una celebrazione ecumenica davvero molto speciale. Abbiamo colto la bellezza intensa di poterci rivolgere guardandoci negli occhi in una maniera vera. Secondo tradizione, la festa di San Pietro nel rione Scogli a Chiavari viene anticipata al fine settimana precedente alla data del 29 giugno. 3 giornate di incontro, intrattenimento e preghiera, culminati con il ricordo dei caduti in mare e delle tradizioni del quartiere. Vediamo.
La ricorrenza di San Pietro nel rione Scogli Chiavari è occasione ogni anno per rinnovare la memoria di una fetta di storia della città e al tempo stesso radunare un numero significativo di volontari che animano la festa. Quest'anno è coincisa anche con la prima uscita ufficiale del nuovo presidente dell'Associazione Pro Scogli, Mauro Barabino. Anche oggi l'aspetto della festa, che era al cuore, oggi è stata veramente bella e suggestiva. Il mare ci ha aiutato, le barche c'erano tutte, quindi è stata veramente una bellissima festa. Sono molto soddisfatto, sono soprattutto soddisfatto di come hanno lavorato i soci per la parte, diciamo, meno formale ma più sostanziale, ecco. La storia del rione Scogli è indissolubilmente legata al mare. In questo quartiere del comune di Chiavari sono stati costruiti velieri che hanno solcato i mari di tutto il mondo. Dal mare hanno tratto una fonte di sostentamento attraverso la pesca molti degli abitanti di questa porzione del territorio che trova il suo ideale centro nella celebre piazzetta dei pescatori. Tanti ricordi legati a questa festa e a questo quartiere anche del sindaco Marco Di Capua. Mi sono venuti in mente i 17 anni che ho passato sul Golfo del Paglio, su varie armi, Lavagna, Sesti Levante e Chiavari, e soprattutto ricordi del 2002 quando abbiamo vinto il Paglio Remiero, l'unico paglio che ha vinto la città di Chiavari. Però anche il ricordo di Giulio Gritta mi ha fatto venire in mente bambino quando mio papà, che costruiva gozzi a Lavagna in porto, maestro d'ascia, tutti i gozzi con la vela latina venivano armati da Giulio Gritta, un grande uomo di mare, un grande velista, un grande pescatore che incarna pienamente il valore e la tradizione marinara del quartiere degli Scogli. Nel giorno della festa è arrivata anche una prima indicativa risposta ad una richiesta che l'Associazione Pro Scogli ha mossa al sindaco. Chiede in questo quartiere una sede che verrà data dal comune di Chiavari non appena chi costruisce i palazzi qui dove c'era il cantiere consegnerà le opere pubbliche al comune di Chiavari, presumibilmente entro l'estate prossima. E dal 1963, anno della sua fondazione, che lo Yacht Club Chiavari organizza i corsi di vela per bambini per insegnare loro il rispetto del mare e le basi della vela. Siamo andati a vedere. Tornano i corsi di vela dello Yacht Club Chiavari, il cui scopo è di avvicinare i bambini al mare, insegnare loro a rispettarlo e fargli acquisire i primi rudimenti di vela. Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, in orario 9-12:30 e al pomeriggio 16-19:30, in caso di esigenze particolari. I ragazzi devono avere il certificato medico di idoneità sportiva, poiché per svolgere i corsi devono essere tesserati della Federazione Italiana Vela e possono scegliere se fare una o più settimane. Siamo andati a chiedere cosa si impara ad un corso di vela. La prima cosa è incominciano a imparare i nomi delle barche, come sono fatte le barche e i nomi sia delle barche che delle vele. Seconda cosa, imparano un minimo di conoscenza del rispetto del mare, delle regole di prevenzione degli abbordi in mare, per poter eventualmente poi andare anche con papà e mamma a sapere quali sono le regole. La terza cosa che imparano è pian pianino condurre la barca. Imparano già un qualcosina che permette loro di uscire con la barca, di fare un giretto, di comunicare. La prima cosa che cerco di insegnare è il rispetto per il mare, che non sembra, ma in questo periodo manca molto. Poi vabbè, naturalmente si insegnano i nomi delle principali parti della barca, quindi semplicemente la vela, il timone, come funziona, cosa serve, perché ci sono e perché servono. Poi si comincia ad uscire in barca, si impara un pochino come reagisce la barca anche ai semplici spostamenti del peso e poi piano piano si va avanti, si complicano anche gli esercizi, si parte magari da semplicemente andare dritti, che non sembrano in barca, non è semplice come in macchina, per poi complicarlo sempre di più. Per esempio, qual è la regola fondamentale, la regola numero 1? Ma già soltanto le precedenze, che in macchina noi siamo abituati magari ad avere degli incroci, quindi le macchine che vanno tutte dritte, così in mare invece è come essere in un parcheggio, quindi capire come spostarsi. E si terrà domani il varo della barca ANSA 303, l'avvio del progetto Vela e Voga per Tutti, curato dalla Lega Navale di Chiavari e Lavagna. La cerimonia è prevista alle 11 nel porto di Chiavari. Il natante è stato ideato affinché tutti nel Tiguglio possano apprezzare il mare da una barca grazie alle strutture di cui Marina Chiavari è dotata. La manifestazione si concluderà con il rinfresco. E si sono concluse in modo positivo le semifinali del campionato nazionale Under 20 di pallanuoto maschile per la squadra del
del Lavagna 90 che, classificandosi al secondo posto assoluto nel girone, accede alle finali nazionali di Roma, in programma i prossimi 7 e 8 luglio. Con la vittoria del mattino contro il Brescia nella piscina del Parco del Cotonificio di Lavagna, la squadra di Andrea Martini e Gabriele Berri aveva già raggiunto il traguardo storico. Il primo posto nel girone è sfumato nel pomeriggio nell'incontro decisivo contro il Posillipo, finito in parità 6-6 e che ha consegnato il primato alla squadra napoletana per la differenza reti. Una partita giocata fino all'ultimo con grande grinta e lucidità della squadra di casa, che è riuscita a tenere testa alla formazione partenopea, mettendola in difficoltà in parecchie occasioni e giocando sempre con il solito spirito di squadra. Vediamo proprio le immagini dell'incontro. Anche se al secondo posto c'è la soddisfazione per una grande prestazione durante tutto il torneo e il fatto di chiudere senza sconfitte ed entrare nelle prime 4 squadre italiane della categoria non può che far contenti il presidente Ezio Firenze e il vice Giuliano Cella. Una squadra che mette le basi per mantenere ad alti livelli la pallanuoto Lavagna per gli anni a venire, tenendo conto del fatto che anche gli under 17 e gli under 15 si sono qualificati per le semifinali nazionali. Domani sera alle 21 nell'area esterna della Scuola Maria Luigia di Chiavari si terrà l'incontro dal titolo Non solo esperti ma testimoni, la vita tra stupore e pianificazione. Ospite della serata sarà il professor Pierluigi Strippoli, docente di biologia applicata all'Università di Bologna, figura fondamentale in Italia per la ricerca sulla sindrome di Down. Il tema dell'incontro sarà proprio il suo dedicarsi a quest'opera in un tempo in cui spesso prevale una logica di rifiuto che predilige pianificare anziché accogliere l'altro, un figlio come dono, come valore, a prescindere da uno stereotipo di perfezione. L'iniziativa è sostenuta anche da Tigullio Est, l'Anfas di Chiavari, il Movimento per la Vita e il Villaggio del Ragazzo. E nella nostra scheda adesso altri appuntamenti in agenda per domani. Appuntamenti in agenda per sabato 30 giugno. Escursione Anello del Monte Aiona a partire dalle 9 al piazzale parcheggio località Magnasco in comune di Rezzoaglio. È necessario munirsi di pranzo al sacco e bevande, abbigliamento idoneo, crema solare e scarponi. Ancora aperto al pubblico il cantiere di restauro dell'opera Tentazioni Sant'Antonio Abate nel deserto di Anton Maria Maragliano, dalle 10 alle 17 all'ex Palazzo di Giustizia di Chiavari. L'iniziativa Incontri con l'Ardesia prenderà il via con la conferenza L'Ardesia in Liguria dell'architetto Luca Gambaro e del geologo Andrea Ghilino alle 17 nella sala presidenziale della Società Economica di Chiavari. Seguiranno poi una dimostrazione di intaglio artistico dell'Ardesia e un laboratorio gratuito per il pubblico dalle 20 alle 22 nel piazzale esterno dell'Auditorium San Francesco. La presentazione del romanzo 20 bricioli di fantasia si terrà al ristorante Tony il Profeta a Rivarola di Carasco alle 17:30. La compagnia I Ragazzi del Minollo proporrà un'esercitazione su Molière alle 21:15 al piccolo auditorium San Francesco a Chiavari. La tradizionale festa di San Pietro in Antola si svolgerà fino a domenica 1 luglio in cima al monte. Il ritrovo è previsto alle 20 alla Cappella sulla Vetta. Seguiranno poi cena, musica e fiaccolata alla croce. Il mercatino agricolo della Val Graveglia si terrà al Borgo Conscienti dalle 8 alle 12. Si potranno trovare le primizie fresche di stagione. I volontari della parrocchia di San Pietro in San Pier di Canne a Chiavari organizzano la festa comunitaria al campo sportivo parrocchiale dalle 15 alle 24. Ci sarà anche intrattenimento musicale. Serata musicale con Mario Roberto della band Canto e Vino a partire dalle 21:15 ai giardini di Via Piani a Carasco. Il Castello Fieschi di Varese Ligure è aperto al pubblico per la mostra Colori, Sculture e Fotografie dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21. Il Museo Diocesano di Arte Sacra, con sede in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, ospita la mostra Dipinti, argenti e tessuti della cattedrale e delle parrocchie della diocesi di Chiavari. Le visite possono essere effettuate dalle 10 alle 12, per quelle guidate occorre prenotare telefonicamente al numero 0185 59 051.
Estate, tempo di sagre e manifestazioni all'aperto nelle località dell'entroterra del Tigullio, abbiamo sentito. Per consentire lo svolgimento e favorire l'afflusso dei visitatori, Città Metropolitana di Genova modifica la viabilità di alcune strade di propria competenza. In occasione della 17ª edizione di Cogorno in Festa, il Re Raviolo, dalle 18 alle 24 di oggi e di domani verrà chiusa la corsia con senso di marcia da Monte verso Mare della provinciale 34 di Cogorno, tra l'incrocio con via al Campanile e l'incrocio con la strada comunale 49 in comune di Cogorno, mentre sempre oggi e domani, ma anche domenica 1 luglio, dalle 19 alle 24 sarà in vigore un senso unico di marcia in direzione di Casarza Ligure tra il chilometro 7 e il 9 della provinciale 44 di Santa Vittoria di Libiola nei comuni di Sestre Levante e Casarza Ligure, per disciplinare il traffico in occasione della Sagra delle Lumache che si svolge nella stessa frazione di Santa Vittoria di Libiola a Tassani. Ed è tutto per questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna domani 12:45 con la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.